in collaborazione con FNP CISL Udine. Saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come ogni mercoledì alla rubrica Sportello Pensionati. Vediamo subito chi c'è in studio, con noi in studio Ennio Tognuti dell'FNP CISL di Udine e poi abbiamo una new entry, è Renzo Mularo dell'FNP di Codroipo. Beh, intanto saluto entrambi. Buonasera. Posso dare buonasera. il ben arrivato, no? Certamente. Prima, a chi arriva qui in trasmissione per la prima volta. Da quanto tempo Renzo sta lavorando sta facendo volontariato con l'FNP appunto? Sono volontario presso la FNP di Codroipo da un anno e qualcosa, da un anno e qualche mese. Mi occupo, sono presente come altri pensionati volontari presso la sede di Codroipo, che è aperta praticamente tutta la settimana, 5 giorni alla settimana, che ha aperta tutta la settimana, dove ha una sede a Codroipo in via Montenegro, una sede staccata a Mortegliano. Devo dire che la sede di Codroipo opera sicuramente per 5 giorni alla settimana il CAF e 2 o 3 giorni alla settimana anche il patronato INAS. Così pure anche nella sede di Mortegliano, la sede staccata di Mortegliano, c'è sempre il CAF INAS, e da domani inizierà anche 2 giorni al mese il servizio del patronato INAS. Così diamo in anteprima, no? In anteprima, la domani si inaugura, però, a livello sperimentale si inaugura. Se manda la slide numero 5 c'è anche il Chiediamo richiamo, alla regia se è pronta la slide visivo. numero 5. Oltre a Codroipo ci sono, comunque fanno capo anche diversi sindacati facenti parte della CISL, come la FIM, la FAI, la FISASCAT, che sono presenti soprattutto su appuntamento. Ecco, soprattutto le richieste, quali sono allo sportello di Codroipo? Le richieste al sportello di Codroipo, ci sono... chiaramente le solite, però magari anche avrete notato qualche caso particolare. Insomma. Se posso dire una cosa particolare, ultimamente i pensionati, soprattutto di una certa età, hanno difficoltà con lo SPID. E questo è un mal comune. Un mal comune che... Ennio direbbe, mal comune, mezzo gaudio. che in teoria lo vedono una cosa molto difficile, in realtà potrebbe essere anche risolta in maniera molto più semplice, ovviamente facendosi aiutare e avendo un telefono, sicuramente un telefono cellulare con cui si può scaricare l'app necessario. Lei è stato, adesso ci dica in confidenza, ma lei è riuscito? Io con l'aiuto di mia figlia, però questo non comporta che tutti possano avere. Certamente che adesso vengono lì a chiedere il CU, vogliono vedere la propria posizione mensile della pensione, sono dati molto personali che necessitano di entrare nel loro sistema. Ecco, il Mortegliano, come dicevo... Fa pubblicità bene, mi raccomando. Perché... No, Mortegliano, che viene... la CISL a Mortegliano è presente da diverso tempo, adesso ha una nuova sede molto più ampia e più accessibile, dove opera il CAF sicuramente tutti i giorni, per 5 giorni alla settimana, come tutti i CAF, anche quello che dopo, e diciamo da domani si inizia questo nuovo servizio dell'INAS
INAS, che il primo e il terzo giovedì del mese al servizio degli utenti, insomma tutti gli Bene, utenti. abbiamo conosciuto la new entry. Sì, ma bisogna Ennio, anche ringraziare questi ragazzi, io li Sì. chiamo ragazzi, Ragazzi, dall'alto grazie, della mia ragazzi. sedia, perché È hanno... difficile trovare volontari, me lo rilevano spesso in ma non trasmissione. solo, ma cioè volontari vedere disponibili queste che persone apprendono. che vogliono portare non solo le proprie competenze, che poi sono competenze elevate, non è che, ma anche questa disponibilità, questo entusiasmo, veramente fa piacere, tira su di morale anche quelli che sono un po' sorpassati o passati come me. E comunque adesso come adesso c'è tanta necessità, no, di solidarietà. In modo particolare. Sì, Sì. adesso proprio in modo particolare. Sì. E Ennio, tu sei qui oggi anche per parlarci proprio di cambiamenti per quanto riguarda le pensioni, le possibilità, gli spiragli che si aprono, se non si aprono, com'è il confronto appunto sindacati e governo, sindacati chi deve decidere per il cambiamento? Beh, Perché voi le proposte, no, come sindacati sì, ne avete a iosa, però diciamo, bisogna vedere. diciamo che in pratica il momento è particolare. Abbiamo di fronte una situazione anche del mondo del lavoro Sì. che ha una certa evoluzione in prospettiva, c'è il problema occupazionale che in prospettiva ha le sue difficoltà e le sue perplessità. C'è poi anche quel fatto eclatante, sembra, il discorso di quota 100 che va a finire, ma non è un problema rilevante, in fondo rilevante è un assestamento del sistema previdenziale insieme inserito in un ragionamento di protezione sociale complessivo. Come proposte, come idee sul sistema previdenziale ci allacciamo senz'altro a quell'accordo ancora del 2016 che aveva lasciato delle situazioni in sospeso. C'è prima di tutto la necessità, e per fortuna ha cominciato a riunirsi, che la commissione istituita per dividere la spesa, per separare la spesa assistenziale dalla spesa previdenziale, e si è impegnata a chiudere i lavori entro luglio, perché credo che il primo punto importante per ragionare di sistema previdenziale sia capire esattamente qual è il suo costo. Il costo attuale, che è circa il 17-18% del PIL, è falsato da tante voci, è inquinato dalla presenza di un dato fiscale molto elevato e atipico. Dai calcoli fatti come sindacato il costo è sul 12% del PIL, quindi addirittura più basso della media europea. Quindi sto spauracchio che si continua. Poi abbiamo visto ultimamente che un po' tutti si sono esibiti a inventare delle forme, delle formule, da estrapolare delle robe le più svariate e forse anche più divertenti. Chiariamo una cosa prima di tutto, quota 100, chi scade col 31 dicembre 2021, ok? Chi matura i requisiti e il diritto entro il 31 dicembre del 2021 lo può utilizzare quando vuole. Quindi non è che il prossimo anno uno non lo possa chiedere. Se uno ha maturato, se uno l'ha entro il 31 maturato dicembre i entro requisiti, quest'anno, lo può usare quando vuole. Quindi chiariamo quel concetto lì, quindi quello è il termine della sperimentazione. E poi invece spostiamo l'attenzione sulla necessità di creare un sistema più flessibile, perché la Fornero era andato giù con la mannaia, certo. si era fatto sto gradone, purtroppo si era creato un certo numero di esodati e credo che chi è stato vicino o ha vissuto l'esperienza di qualche esodato se la ricorda, anche se adesso l'abbiamo accantonato, rimosso. Però improvvisamente abbiamo messo della gente nelle condizioni di non avere né reddito, né prospettive, né pensione né stipendio. Per 2 anni. Per 2 anni, sì. Ecco. Quindi è semplice ragionare sui numeri. Allora, il ragionamento che si vuol fare è intanto identificato il costo dalle valutazioni che vengono fatte dal sindacato, e credo in materia non sia il più sprovveduto, sono proponibili tranquillamente delle uscite da 62 anni. Sono proponibili delle uscite con 41 anni di contributo.
E quindi, messe assieme ad altre condizioni, già lì si può cominciare a creare questo arco di flessibilità. C'è un altro argomento forte che va approfondito in questo periodo, cioè l'estensione dell'uso dell'esodo aziendale, dei famosi scivoli, come si chiamavano. E quindi l'accompagnamento alla pensione, no? Sì, accompagnamento anche con il nuovo istituto che è quello che è chiamato contratto di espansione, isopensione, eccetera. In pratica che crea un cuscinetto fra l'uscita dal lavoro e l'ingresso alla pensione, con buona parte o gran parte del carico anche finanziario ma organizzativo a carico dell'impresa che si rinnova, che rinnova il personale, eccetera. E su questo io mi permetto un vezzo. Nei vari meccanismi che possono essere utilizzati nel contratto di espansione si può immaginare l'attuazione di quello che noi qui a Udine, pensionati di Udine, avevamo immaginato nel 2014. Sì, quindi era una proposta già vostra che era il tempo, famoso Festival delle Generazioni. Sì. E se la regia mi manda lo slide o 2 o 3, tanto per avere un'idea di che livello di interesse era riuscito a suscitare questa iniziativa. Ecco, questa qui è la staffetta generazionale generale del 2018. Perché ho portato il 2018? Perché casualmente nel 2018, accanto alla Presidente dell'Industriale di Udine, la Danieli, il Presidente degli Artigiani, Tilatti, il Presidente della Camera di Commercio, eccetera, Sindaco, rappresentanti della Regione, eccetera. Per i pensionati avevamo il nostro segretario nazionale Bonfanti e l'allora componente di segreteria nazionale della CISL, Luigi Sbarra, e oggi è al vertice della CISL. Quindi diciamo che quella nostra iniziativa che voleva coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori degli ultimi anni e la nostra generazione per far capire che forse era utile mettere insieme le due generazioni, creare una uscita soft dal lavoro e un ingresso altrettanto soft, mettere insieme le due generazioni che si scambino, una le competenze e l'altro le conoscenze. Arricchivano tutti e due e permettevano anche all'impresa di cambiare e ringiovanire il proprio organico. Chiaramente dovrebbe esserci anche il supporto delle condizioni previdenziali di non far pagare a nessuno. Ecco, Ennio, dobbiamo farci una piccola pausa per la pubblicità e ricordo ai nostri amici telespettatori che se vogliono possono intervenire telefonando allo 0432 57 35 17 oppure inviare sms al 393 186 1551. Ci vediamo tra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, cominciamo con i messaggi. Avrei una domanda, a settembre compio 67 anni, dovrei percepire la pensione sociale. Avendo pochi contributi vivo solo con la pensione di invalidità. Questa mi rimane ugualmente, grazie per la vostra risposta, saluti in studio, Martina da Udine. Chi risponde? Coinvolgiamo la new entry? Facciamo... Lasciamo che parli Ennio? No, è che chiaramente quando ci sono interventi di carattere sociale come la pensione, come l'assegno sociale, come l'invalidità, eccetera, tutto è collegato alla situazione economica, alla situazione reddituale della persona o della famiglia, quindi è difficile calcolare questa vicenda. Il consiglio migliore è sempre quello di prendere appuntamento e recarsi all'INAS, al patronato più vicino, dove le possono pennellare la sua situazione. Sì, perché ogni situazione è a sé stante. Sì, no? Anche il discorso dei contributi, se sono 20 anni una roba, tutto, se sono 15 e sono pre-96 un'altra, cioè sono tante situazioni
questione di reddito anche. Sì, poi c'è il problema del reddito, sono cose delicate individuali che è meglio affrontarle sul posto. Mia moglie compie 67 anni in agosto con 1240 settimane utili, compresa la disoccupazione. L'estratto conto già fatto. Quando posso fare domanda della pensione di vecchiaia? La pensione sarà subordinata alla mia pensione con un reddito lordo di 25.000 euro? No, Deve fare... se è pensione di vecchiaia della moglie non ha niente a che fare col suo A reddito. 1240 settimane utili, compresa la disoccupazione. La moglie compie 67 anni in agosto. Può andare in pensione con la vecchiaia. Pensione di vecchiaia. vecchiaia. Però se ha le 1240 settimane utili, compresa la disoccupazione, quindi va con quella di vecchiaia o con quella di lavoro effettivo? Sì, con quello di lavoro per vecchiaia. Sì. Con quella di lavoro per vecchiaia. Sì, lavoro per vecchiaia, non ha E niente a quindi- che fare col reddito del marito. Ecco. Quindi non è subordinata no, non è alla subordinata pensione. la domanda gli conviene... La sua pensione che viene calcolata in base al Sì, suo... in base ai gli conviene fare la domanda al mese di se lei, in agosto o il mese di luglio, gli conviene fare la domanda. Qua c'è un altro quesito. Volevo chiedere sulla reversibilità del marito deceduto. La moglie percepisce per gli anni calcolati di matrimonio? No. Non mi pare, no? Assolutamente no. Percepisce in base al 60% della pensione del marito, o poi bisogna vedere se ha pensione anche lei, per cui si fa ulteriore detrazione, ci saranno in base al reddito che ha. È parametrato esclusivamente al reddito, non agli anni di matrimonio. No, Quindi al variare del reddito varia la percentuale della pensione di reversibilità, che non può comunque superare il 60%. Ecco, quindi è il al massimo limite. il 100%. Sì. E invece, parlando del ribasso, quanto può essere, di quanto può essere Dipende dal inferiore reddito, come percentuale? Dipende dal reddito. Dipende dal reddito, poi dipende anche se ci sono familiari a carico, Sì, sì, per ma gli comunque è invalidi legato al o ai reddito. minori. È una cosa... al massimo è il 60% della pensione, poi dipende da quanto... Non sono tanto rari assegni anche di 100-150 euro. Non ho capito, scusami Ennio. Anche assegni di soli 100 o 150 euro su redditi elevati può arrivare anche un'integrazione di portata così bassa, è collegato comunque al reddito. Sì, sì, quindi si guarda per scaglioni e per... Esattamente. direi di continuare, no? Avevamo cominciato appunto la prima parte a parlare di riforme, di pensioni. Se la regia mi manda la slide 1, basta chiedere, chiedi Ennio e ti sarà dato. gentilmente chiedo che mi mandi la slide 1, dove c'è il progetto e la proposta Cambiare le pensioni adesso. Eccolo definita dai sindacati proprio nella giornata di ieri, i cui paletti sono principalmente la definizione ulteriore dei lavori o usuranti e gravosi, il riconoscimento del lavoro di cura, in particolare anche delle donne, la gestione della famiglia, l'allevare i figli, assistere non autosufficienti e tutti quei lavori in genere, che può essere riconosciuto o in anno o nella possibilità di anticipare la pensione o di un calcolo diverso del valore della pensione, il rilancio della previdenza complementare, la costituzione della pensione di garanzia per i lavori poveri e discontinui, e questo ha anche un altro senso, che non è solo garantire una pensione a chi ha avuto problemi, non continuità nel lavoro, eccetera. Stiamo entrando nel sistema quasi interamente contributivo, e quindi c'è il rischio che uno arrivi alla pensione bassa, nel contributivo non è assicurata la pensione minima, quindi si rischiano di creare delle situazioni estremamente complicate, estremamente difficili. Quindi per questo si chiede ancora dal 2016 questa pensione
Ennio, poi continuiamo ancora Sì. con le richieste, perché così diamo nel frattempo diamo un po' di risposte a chi ci pone dei quesiti. Buonasera, sono Luigino, sono separato. La mia pensione in caso di mia morte a chi va e in che percentuale? Dio, se è separato va alla moglie. Se è separato va la moglie, appunto, ai se è figli separato. eventualmente sono Beh, a se carico. diventa la moglie, se non è la moglie va agli altri familiari, figli. Volevo chiedere se si può fare lo SPID di 3 persone sullo stesso telefono e con la stessa email. Le persone sono anziani. No, questo non si può fare, E quindi- cioè per ogni numero telefonico ci deve essere uno SPID. Può essere usato, per esempio, un computer, non è necessario avere un computer per ciascuno, può essere, però per ogni SPID ci deve essere un numero telefonico collegato a una stessa persona, solo una persona, non altri. Sì, quindi non è possibile semplificare. Già. Sì, ma Anche riuscire a perché semplificare per dare un aiuto. il problema è siccome si entra a vedere delle cose particolari, personali, è necessario l'identificazione della persona, per cui non è che un numero di telefono, con un numero di telefono si può identificare una sola persona, non più persone, insomma, perché altrimenti... È triste, ma è così, anche perché dopo ci sono tanti di quei disastri. Capitano tutti a me, ma ne capitano tanti. Che capitano. Ennio, continuiamo appunto a parlare delle proposte. No, nelle proposte, anche nella proposta uscita ieri, è uscita anche la parte che riguarda i pensionati in essere. E quindi c'è il ragionamento della revisione del trattamento fiscale, che poi è collegato anche al costo complessivo delle pensioni. L'adeguamento delle pensioni di annata, quello che poi noi chiamiamo volgarmente 14ª, quindi Sì, l'estensione di quel meccanismo lì, e la ridefinizione del meccanismo di rivalutazione annuale per poter mantenere il potere d'acquisto delle pensioni. È un cavallo di battaglia che da molto cavalchiamo e sta diventando in questi tempi ancora più importante, perché abbiamo avuto una serie di anni con andamento inflativo negativo, e quindi, come tutti i pensionati sanno, le pensioni sono inchiodate a diversi anni fa. Sì, da quanti anni sono inchiodate le pensioni? Allora, Che hanno avuto solo quel minimo aumento, no, di una caramella. dal 2012 sono andate in regressione e poi sono rimaste inchiodate. Se immaginiamo, negli ultimi 3 anni c'è stata la variazione in più di quest'anno, e qualcuno è arrivato a 20 euro l'anno. Sì, insomma, è triste, ma è stata così. Quindi c'è bisogno di recuperare il potere d'acquisto, che è diverso rispetto anche a quello che emerge dai dati dell'inflazione, eccetera. Fatti calcoli abbastanza seri, negli ultimi 15 anni una pensione ha perso il 30% del potere d'acquisto, perché è vero che molti prezzi non sono saliti, ma immaginate, specialmente i servizi pubblici, le tariffe. Sì. Pensiamo Udine, nel giro di un anno là con un aumento del 30%, non è cosa da poco, e influisce su una pensione non elevata, anche perché buona parte è spesa fissa. Sì, ci sono dei meccanismi che hanno bisogno di... Poi immaginiamo uno che è andato in pensione 30 anni fa, 25 anni fa, INPS permettendo e Covid permettendo, quello alla pensione calibrata a 20 anni fa, quindi Certo. con tutt'altri parametri, ancora con le lire e non con l'euro, si sono create delle situazioni estremamente pesanti, quindi c'è la necessità di rivedere questo. Buonasera, sono invalido di lavoro, 75% di invalidità e ho 38 anni di contributi. Posso andare in pensione adesso non riuscendo più a lavorare? 38 anni di contributi mi sembra... Bisogna vedere che età. Bisogna vedere che età.
Perché per poter accedere alla pensione anticipata dovrebbe avere 77% Dice solo di che ha invalidità. 38 anni di contributi Dovrebbe per avere il il lavoro. 77% di invalidità e quindi potrebbe accedere all'APE oppure al precoci. Ha 75% di Però invalidità. basta, 5 ci anni vuole prima 77. ci sono 5 anni per 2 prima, punti. Avrebbe la possibilità di andare in pensione 5 anni prima di quando maturerebbe il diritto alla pensione. Quindi Comunque, ripeto, le cose che diciamo qui sono quelle che riusciamo a valutare. Sì, così a grandi linee, certo, sono solo indicative. I patronati o anche i nostri sportelli dei pensionati in giro sono in grado di prendere la situazione specifica e dare una lettura più corretta e più esatta. Insomma. Cioè, se in teoria il signore ha 60 anni deve aspettare un bel po' per andare in pensione, perché maturerebbe probabilmente a 67 anni, per cui... Però metti teoria, che ne abbia 62, che arrivi a 62 è vicino a quota 100 per il 31 dicembre acquisisce il diritto a quota 100. Cioè, sì, dipende deve andare un patronato o da un Sì, certo, poi ufficio. qui non è stato chiaro, no, sul messaggio, quindi non possiamo capire effettivamente quale sia la sua situazione. Eventualmente, se vuole, può chiamarci allo 0432 573517 e noi ci facciamo una piccola pausa. Stanno arrivando ancora messaggi, magari daremo le risposte dopo la pausa. Ci vediamo fra poco. Adesso tu. Ed eccoci nuovamente in studio. Qui c'è una ripresa alla richiesta di prima dello SPID, se possibile, avere tutto su un telefonino solo. Ma le persone hanno quasi 90 anni, le persone in questione, e dovrebbero prendere un cellulare, fare la mail, non mi sembra tanto fattibile, dovrebbero semplificare le cose. Grazie. E c'ha ragione il telespettatore che scrive. C'ha ragione il telespettatore. Come fanno delle persone, magari sono delle persone novantenni molto... E non solo novantenni, a dire, non solo novantenni, anche più giovani. Anche più giovani, certo, sì. che hanno difficoltà, però il sistema informatico, il sistema non solo dell'INPS, perché per lo SPID serve anche per entrare nel sito della regione, della sanità, e anche per il fiscale. Però il sistema è questo, c'è la necessità di identificare una persona con un numero di telefono. Il sistema è fatto così, capisco perfettamente, però non vedo altre soluzioni, almeno che il governo modifichi la sua posizione. Senta Renzo, abbiamo detto che lei appunto è una new entry, lavora da un anno con l'FNP, lavora, cioè fa il volontario, lavora come volontario. Ecco. Ma lei prima era all'ispettorato del lavoro. Sì. Quante sanzioni ha combinato? Non lo so. Ha perso il conto? No, non si fa, non lo so. Io oltre a essere ispettore partecipavo alla commissione di conciliazione, dove si cercava di risolvere certe vertenze fra i datori di lavoro e i lavoratori prima di andare in giudizio. Comunque dormi di notte? Sì, non ho problemi. Allora vuol dire che la coscienza a posto. Non ho problemi, basta. Sì, i settori dove operavo come l'ispettorato, in tutti i settori, praticamente nel pubblico ben poco, però nel settore privato in quasi tutti i settori. Ecco, quindi figuriamoci, sa tutto su cassa integrazione. Sentiamo chi c'è in linea, abbiamo una telefonata. Pronto? Chi abbiamo in linea? Buon pomeriggio. Buonasera, sono Franca. Buonasera signora Franca. Niente, io ho 30 anni di contributi e ho la invalidità del 75% e ho 58 anni di età in agosto. E l'invalidità ha detto del 75%? Esatto. E quindi che prospettive ci sono, che possibilità ci sono per la signora Franca?
Con il 75% non abbiamo ha detto che diritto ci vuole il all'anno. 77%. Ci vuole il 77%, per cui deve maturare il diritto della pensione. Il diritto della pensione, quanti anni ha? 58 anni? Da fare in agosto. Da fare. È giovane, signore. Lei è troppo giovane per andare in pensione, deve aspettare 67 anni. Va bene. Comunque faccia uno sforzo, passi allo sportello dell'INAS e così verifica esattamente la posizione, anche perché l'invalidità al 75 può essere anche, si può anche chiedere l'aggravamento, ci sono altre cose da poter fare. Certamente, c'è possibilità di chiedere l'aggravamento, per cui o supera questo limite si deve fare istanza di aggravamento, per cui magari riesce ad andare in pensione prima, insomma. Però al momento, se è così... Poi se riusciamo a portare a termine questa riforma della previdenza come nelle proposte, ci sarà una strada privilegiata per le donne con tanti accorgimenti. Sia ottimista. Va bene, grazie. Va bene? Va bene, grazie. Signora Franca, grazie per aver chiamato. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Buonasera. Sono sempre Luigino, aveva scritto prima. Ho 39 anni di contributi pagati e io ho 55 anni. Quando potrò andare in pensione, con la vecchiaia o con gli anni di lavoro, che sono, mi pare, 43? Sono sì, 42 anni e 10 mesi, lui dovrebbe arrivare a 42 anni e 10 mesi contributi. Sempre che non cada nei precoci, quindi che non abbia lavorato un anno prima del 96 e abbia una delle caratteristiche previste lì nell'APE Social, quindi o lavoro gravoso, o assistenza agli inabili o invalidità 77, anche quello. Se può ricadere nei precoci, il problema gli bastano i 41 anni, altrimenti un anno in più. Con tutti quegli anni di contributi che dice di essere, a quell'età probabilmente ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni, per cui riesce comunque a uscire, andare in pensione come precoce. Insomma. Poi se ci va bene nella trattativa adesso il governo, se coi 41 si potrà uscire, uscirà coi 41. Però nel frattempo conviene passare a un ufficio dell'INAS, farsi la verifica e magari le sanno dire con più precisione quanto può andare. C'è un quesito: in caso di divorzio la ex moglie prende la reversibilità e se si risposa perde tutto? Allora, se si risposa perde la reversibilità, se invece non si sposa ne ha diritto. Anche se è divorziato? Anche se è divorziata. Quindi ne ha diritto. Qui abbiamo ricevuto, allora, un altro messaggio, scusatemi perché, ecco, il ringraziamento da parte di Luigino. Ecco, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sono Valentino. Buonasera Valentino, signor Valentino. Prego. Allora, io ho 42 anni e 10 mesi di contributi, se continuo a lavorare a ottobre versati. Sono un lavoratore precoce, ho 57 anni a ottobre. E ho sentito adesso che un signore mi ha mandato un messaggio che con 55 anni e 38, mi pare 40 di contributi, non so cosa, con 41 potrebbe andare in pensione. A me tutti i sindacati e cose del genere mi hanno detto che invece no, devo aspettare 42 anni e 10 mesi. Come mai? Allora, i 41 sono nel caso abbia le caratteristiche del precoce, che non è solo aver lavorato prima del 96 un anno, ma anche del 92 un anno, ma anche essere in una delle categorie previste dall'APE. C'è una serie di condizioni che va dall'essere disoccupato avere una posizione di lavoro di cura, invalidità al 77%, avere un lavoro gravoso, e lì c'è l'elencazione dei lavori gravosi. Ci sono alcune condizioni che potrebbero far favorirlo, ma ormai è vicino
Sì, ma comunque è un anno che provo a chiedere, tutti mi rispondono che devo aspettare 10 mesi perché non rientro nella categoria. Ho sentito adesso che i precoci avrebbero diritto a 41 anni. Evidentemente gli manca uno di quegli aspetti delle categorie previste per poter sommare vicino all'inizio del lavoro precoce. No, perché ho cominciato a 14 anni come precoce rientro benissimo. Però, ripeto, i contributi mi hanno versato da 14 anni in poi. Attualmente c'è quella griglia di situazione da affiancare, che poi, specialmente per quel che riguarda i lavori gravosi, si rinesta quel ragionamento che si è riproposto di nuovo al tavolo del governo, di andare a definire quelli che sono i lavori gravosi in maniera effettiva, traguardando quelle che sono le aspettative di vita, cioè è quello che si tenta di inserire, un meccanismo che vada a privilegiare chiaramente i lavori più pesanti rispetto alle altre e ampliando l'elenco di quelli che già ci sono. Sono cose in discussione e lei che ha vissuto questo problema, seppur un anno e poco di differenza, fa capire che sarebbe giusto andare a verificare effettivamente bene tutte le casistiche di chi ha. È chiaro che se lei è docente universitario un anno in più, anzi, le può essere utile nel migliorare anche le capacità culturali, però se lavora in feriera un anno in più è estremamente pesante e questo è il concetto che dobbiamo tentare di far entrare anche in questi meccanismi. Dobbiamo salutarla, signor Valentino, grazie per aver chiamato, grazie. Buonasera. Siamo giunti al termine, non posso fare altro che salutare Renzo Mularo, spero di averlo ancora in trasmissione, è andato benissimo, tranquillo, contento. E salutiamo Ennio Tognutti, entrambi dell'FNP CISL, uno di Udine, Ennio, e Renzo invece di Codroipo. Ci vediamo mercoledì prossimo, arrivederci. Buonasera a tutti. Mandi. In collaborazione con FNP CISL Udine.